Lei è dei soci del distretto lattiero caseario del Veneto, oggi qui a Treviso. Andiamo a sentire le voci dei protagonisti. Credo ci sia stata tanta soddisfazione per i risultati del progetto che abbiamo presentato al Ministero, il fatto di essere riusciti a vincere un bando così importante ci dà veramente lustro. Questo dà l'idea che la filiera lattiero-casearia veneta è coesa e lungimirante. Il fatto di rappresentare insieme aziende agricole, cooperative e privati di trasformazione, Intermizoo, AVA, ARAV, i centri, tutti i 4 dipartimenti universitari, dà l'idea di quanto siamo uniti, e questo forse è stato il successo che abbiamo avuto a livello nazionale, arrivando secondi come progetto a pochissima distanza dalla Melinda del Trentino, e questo è l'unico distretto del lattiero caseario che è riuscito a essere finanziato. Il fatto che noi lavoriamo tanto in collaborazione con tutti questi enti, con tutte queste realtà produttive, è l'esempio di come il Veneto sa organizzare la sua qualità, non solamente come prodotti ma anche come persone e come strutture di lavorazione. Per noi è importantissimo perché tramite il CAVE abbiamo potuto cogliere delle opportunità che da soli non avremmo colto. Ovviamente quello che facciamo va a beneficio del territorio, dei nostri soci allevatori, e penso che questo sia un grande esempio di cosa vuol dire far squadra. È importante, proprio lo sottolineava lei, fare squadra in un momento come questo, difficile aumento dei costi delle materie prime. Come se ne esce? Allora, hai messo il dito nella piaga, come si dice. Il momento non è facile, ne abbiamo già visti. Questo che stiamo vivendo ovviamente sembra sempre più duro di quelli precedenti. Sono sicuro che questo lavoro di squadra, insieme con la nostra caparbietà tipica veneta che abbiamo in noi, ci farà superare anche dei momenti che oggi, quelli che stiamo vivendo, hanno veramente la parvenza dei più duri di sempre. Perché attraverso questa attività abbiamo un aiuto, uno stimolo, la possibilità di poter migliorare e soprattutto ricercare nuove tecnologie, nuove soluzioni per i nostri prodotti, per la nostra azienda, ma poi in parallelo tutti insieme coordinare anche quello che è oggi tutto il tema della sostenibilità, che anche se un po' abusato ma è importantissimo, e sappiamo che è a 360 gradi e non finalizzata a un punto solo economico o solo ambientale, ma circolare, e questa partecipazione unita ci permette di raggiungere degli obiettivi sicuramente maggiori, sicuramente anche più ambiziosi, che magari da soli non avremmo potuto sviluppare. È un'iniziativa del MASAV, 20 milioni di euro in questo caso, una grande partecipazione, anche una grande regia da parte del distretto, diciamo, del latte veneto in senso generale, ma è anche una grande opportunità. Sono usciti dei dati da parte dell'università molto interessanti, che toccano tutto, dalla qualità all'utilizzo della molecola del latte fino all'utilizzo del siero e fino al sistema ambientale, alla sostenibilità economica e sociale. Secondo me, guardate, ve lo dico da assessore, 7 mesi di assessore, questa è la strada giusta. Se noi non vediamo il sistema dal punto di vista olistico a 360 gradi, perdiamo proprio di vista alcune problematiche. Così invece le abbiamo tutte sotto mano. Grossa opportunità per noi, quella di poter collaborare con una realtà operativa così importante come quella del distretto lattiero caseario veneto. Abbiamo sviluppato un progetto importante di filiera
con il supporto e l'aiuto di colleghi, ricercatori che affrontano le tematiche con un approccio multidisciplinare che parte dall'azienda, quindi si occupa di studiare le colture foraggere, si occupa di studiare gli aspetti legati alla nutrizione animale e arriva anche a studiare tutti quelli che sono gli aspetti legati alla qualità dei prodotti a livello di caseificio, passando per la salute e il benessere animale ad aspetti legati al sviluppo di nuove tecnologie per il monitoraggio appunto di salute e benessere animale.